Montagna Veneta disastrata, da oggi la palla passa ai sindaci, perché la Regione non ci sta a subire critiche infondate sull'operato dell'emergenza tornado, in particolare da diversi primi cittadini della comunità montana gordina, che lamentano di essere stati lasciati soli. La risposta è arrivata oggi a Belluno, direttamente dal responsabile delegato della Regione, come soggetto attuatore di tutte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi colpiti. Non è assolutamente vero, perché comunque sono nel territorio bellunese, in particolare in quel territorio 2 volte alla settimana incontro periodicamente i sindaci e la comunità montana. Infatti non mi spiego, diciamo così, questa uscita. Un conto è incontrarli, un conto è cominciare a fare le cose, vero? Sì, infatti probabilmente a qualcuno è sfuggito che le stiamo facendo e forse è sfuggito un po' alla Gordino. Ma la Regione va oltre, rispondendo alle critiche con gli incarichi. Così da questa mattina, con un'ordinanza firmata dal governatore e commissario all'emergenza montana Luca Zaia, i primi cittadini coinvolti sono diventati a loro volta soggetti attuatori nei loro territori. Siccome le foreste non si ricreano con le polemiche, ha commentato il governatore Zaia, ho pensato di dare anche ad altri sindaci quei poteri che consentiranno loro di affrontare direttamente le problematiche dei loro territori. In pratica dovranno provvedere alla rimozione degli alberi abbattuti, qualunque sia la proprietà, dalle regole, comunale o privata. La necessità è pulire. Pulire significa togliere gli alberi schiantati dal bosco. Se non lo fai tu, ci sarà un tempo in cui non potrai più farlo perché qualcuno si sostituirà a te e non si pensi che si sostituirà a te per darti i soldi che avresti dovuto prendere tu, ma lo farà e userà i soldi eventualmente che arriveranno per pulire quello che tu non hai pulito. E questo per evitare il diffondersi di infezioni nei boschi. Perché comunque c'è un'emergenza, perché comunque il bostrico, che è diciamo così il pericolo più importante, nel 2020 potrà scoppiare e poi nel 2021 invadere proprio i nostri boschi, che significa intaccare le piante che sono sane. Interventi che sempre da oggi saranno possibili seguendo le indicazioni elaborate dall'ARPAV, che mettono in sicurezza operatori e territori da slavine e altri smottamenti. Con gli incarichi il governatore vuole evitare ogni polemica, ma resta chiaro il messaggio dalla Regione a chi l'accusa di inefficienza nell'emergenza. Prima di dire certe cose bisogna anche parlare tecnicamente dove si possono fare le cose.